Che mondo sarebbe senza sumo? Mi sveglia, mi porta lo yogurt, i cereali e dico Maria gentilmente una bacinella con dell'acqua e del sale perché ho ditino del piede snazzicante. Gira ditino, gira ditino. E allora mi fa l'acqua e il sale, la metto dentro una cosa come essa e mi indica la coppa dove mi mette lo yogurt. Dico no Maria è un pochino più grande, ci devo mettere il piede. Ah ok ok ok. E allora lei è molto generosa. Sì, bella per te. Pronto? Sì? Mariuccio, ti chiamo tra poco. Ti chiamo tra poco io. Sto facendo un video. Ti chiamo tra poco. Ciao. E allora, un pochino più grande. Lei è molto generosa e molto attenta. E allora a un certo punto mi entra in camera. Dove sta Lucrezia per far bagno? Dove fa il bagnetto Lucrezia? Così ce lo mette più comodamente. E se io sto male. Il bagnetto. È il pupo se deve fare il bagnetto. È il piede. Sono piccole cose, fa attenzione. Mi fanno ridere sin dalla mattina. E non è poco. Se parte col sorriso. Sumo è tipo un animatore in casa. Un po' lento a fare casa. Ma te farete sempre. Ora vado a lavorare. Mi faccio prima il bagnetto al pupo. E in piede. Via la vita.